Dopo l'arrivo a Lampedusa degli ultimi barconi di disperati, il Viminale ha chiesto alle prefetture la disponibilità di strutture di accoglienza per una eventuale nuova distribuzione dei profughi, richiesta girata ai sindaci che anche in Veneto si sono mostrati per lo più contrari all'ipotesi. All'appello del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che invita le istituzioni all'accoglienza, anche se comprende le difficoltà dei primi cittadini, risponde affermativamente il sindaco di Chioggia. Io credo che sia un principio che non va mai disconosciuto, quello della necessaria accoglienza, in particolare nei confronti di chi soffre. E di chi ha sofferto molto, ecco, come i profughi che dovrebbero essere accolti nelle nostre zone. È chiaro che vanno fatte delle verifiche con gli uffici, delle verifiche di tipo tecnico e poi si potrà anche ragionare nel concreto se davvero questa disponibilità ci possa essere. Contrario si dice anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Positivo che il patriarca comprenda le difficoltà degli amministratori, afferma. È positivo che il patriarca dice che capisce anche la difficoltà degli amministratori. Il Veneto conosce l'ospitalità, viene citato come prima realtà, come modello di integrazione e di ospitalità. Non a caso abbiamo oltre 500.000 immigrati in Veneto, peraltro molti di quali sono integrati in maniera assolutamente eccellente. La crisi morde, continua Zaia, la gente fatica a sopravvivere. Prima i veneti, insomma, come recita il vecchio slogan, e intanto a Jesolo si attendono i primi profughi destinati nella nostra regione. Oggi noi dobbiamo garantire innanzitutto ai cittadini del Veneto, i 4.800.000 cittadini, di avere modo di lavorare, di vivere e di sopravvivere in questa situazione di estrema difficoltà, a prescindere dalla loro estrazione. Il fatto che arrivino nuovi cittadini, lo dobbiamo dire con molta certezza, non siamo in grado di far fronte anche a queste nuove emergenze.